Secondo me nei paesi si mantiene ancora il valore vero e proprio dell'alimento principale, che è il mangiare sano, il produrre, il saper fare, no? Quindi non si processano i cibi perché? Perché viene tutto in maniera molto naturale. Vi faccio un esempio: su Casagedu, che diventa poi su Casemurgia, che viene utilizzato nel minestrone, che è il minestrone dei centenari famoso, viene prodotto con la materia prima del territorio naturale, e i ragazzi, anche quelli più piccoli delle scuole, vengono in qualche maniera istruiti, perché vengono li portano, bocciati, capito? Gli portano a conoscenza di quello che viene prodotto all'interno di quel territorio. E si dovrebbe fare un pochino tutto questo anche nelle scuole delle città e anche nelle scuole degli istituti alberghieri, secondo me.